Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto vi giunge dall'Atletico 2000 dove va in scena l'incontro di cartello del girone 3 della Serie A2. Si sfidano questa sera Protevere e Sporting Roma. Attacca lo Sporting, attenzione Radu, il tocco per Neamtu sulla traversa. La Protevere che ora va un'apertura sulla destra, c'è una sponda di destra intelligente per De Lorenzo al volo e c'è la parata. Si sviluppa sulla sinistra l'azione dello Sporting, poi c'è un tocco per la corrente Florin che va alla conclusione alta. Ancora Protevere, il pallone per Ridolfi, cerchio di centrocampo, attenzione all'imbocata per Rossi che di prima intenzione va alla conclusione e porta in vantaggio la Protevere, la sblocca la formazione padrone di casa con il gol di Rossi, 1-0 Protevere. Prova a replicare lo Sporting Roma col tiro di Aram deviato e il miracolo di Tiruzza che interviene sulla deviazione di Radu. Ancora la ricerca del pari lo Sporting con Florin che va alla conclusione, parata. Questo è un bel pallone la Protevere Roma, attenzione c'è il pallone aperto sulla destra per Ridolfi, palla sul destro, malato colpo d'attacco dei fatti Ridolfi, poi va alla conclusione, ancora in avanti la Protevere Roma con il tacco per Tombrini, all'ertice dell'aria, Tombrini palo! In avanti verso un brutto pallone, attenzione a Tombrini, conduce la ripartenza della Protevere, serve Ridolfi, linea dell'aria, Ridolfi con il destro! La chiude lui! Ridolfi 2-0 per la Protevere, dopo aver dato l'assist a Rossi per l'1-0, realizza la rete del raddoppio. Attenzione ancora alla Protevere con l'apertura su Tombrini, tutto solo Tombrini, scarica il destro, questo attacco che termina sul fondo, arriva anche il triplice fischio del direttore di gara, va quindi alla Protevere lo scontro diretto contro lo Sporting Roma, Protevere che consolida la quarta piazza e si porta a -3 proprio dallo Sporting. Purtroppo oggi abbiamo avuto un po' di sfortuna, ci abbiamo provato di tutto, abbiamo avuto pure 2 o 3 palli e non voleva entrare dentro. È stata una partita vera, sicuramente terza contro quarta, noi speriamo ancora di agganciare i playoff, e quindi è stata una vera partita, contrasti duri si è visto, siamo stati diciamo anche bravi e fortunati a capitalizzare tutto quello che abbiamo creato.